Settima e conclusiva per questo venerdì che precede il campionato europeo e l'ultima prova della giornata gentleman. Favorito è il 4 di Barron Tav, 1 Zagarambigi, 2 Special Matto, 3 Zara SLM, 4 Barron Tav, 5 Bumpit of West, 6 Unicum RL, in seconda fila 7 Bassu ZS, 8 Unico Jashiba, 9 Arrow VF, 10 Zakar Bey, 11 Bruno Ska. Autostart che inizia a prendere velocità e va a lasciarli con già dietro la macchina i numeri alti che provano ad avvantaggiarsi. Barron Tav che scende allo steccato nei confronti di Bumpit of West, al largo di tutti c'è Unicum RL, scende allo steccato in seconda posizione Bumpit of West alle spalle di Barron Tav. Unicum RL che prova ad attaccare all'esterno per crearsi un posto alla corda. Per il momento non riesce, ma la terza posizione sembra un posticino comodo in cui adagiarsi avanti a Special Matto. 14,3 per i primi 200 metri di corsa, con Barron Tav in vantaggio, Bumpit of West nella sua scia e Arrow VF che risale allo scoperto. 30 appena scarsi per i primi 400 metri, con in vantaggio Barron Tav e Bumpit of West che lo segue, mentre Arrow VF si porta in scia Zakar Bey. La terza pariglia esterna va a farla Zara SLM. C'è stato un 16 per la curva di sinistra, segno che Barron Tav ha rallentato. E ora davanti alle tribune fa un'altra frazione tranquilla, 31,5 per questi 400 metri di corsa. Richiesto ora Barron Tav, Arrow VF però per il momento non va più in là della destra di Bumpit of West. Zakar Bey che attende in pariglia avanti a Zara SLM, il chilometro se ne va in 1,17 con Barron Tav in vantaggio. Zakar Bey che dà la bordata in mezzo alla pista, Bumpit of West che vorrebbe la destra libera, poi Unicum RL lungo lo steccato, la dritta di là passata in 14,6 in vantaggio Barron Tav. Bumpit of West che ora ce l'ha la destra libera e sposta sul fuggitivo Barron Tav, poi Zakar Bey, gli altri più indietro, la retta d'arrivo con Barron Tav e Bumpit of West che vanno a lottarsi la vittoria. Barron che ha ancora qualcosa da difendere nei confronti di Bumpit che attacca con decisione. Bumpit of West passa e vince nei confronti di Barron Tav. Al terzo Zakar Bey, 2 minuti e 9 decimi il totale, 1:15,1 ragguaglio cronometrico. Filippo Monti che si toglie la qualifica di Maiden questa sera. Bumpit of West alla vittoria per il training da programma di Sabina Breccia, i colori di Franco Tonelli. Filippo Monti che si lascia anche esultare sul traguardo. Al secondo è Barron Tav, al terzo Zakar Bey. Bumpit of West e Filippo Monti chiudono la serata dal Savio.